Ed eccoci ai tre appuntamenti che devono essere fatti assolutamente nell'Isontino in questa domenica 10 febbraio. Il primo che vi segnaliamo è il giorno del ricordo, la cerimonia del giorno del ricordo 2019 al Teatro Verdi di Gorizia alle ore 17. Verrà celebrata in tutta Italia e quindi anche a Gorizia la solennità nazionale del giorno del ricordo in memoria del dramma dell'esodo dei 350.000 istriani, fiumani e dalmati. Saranno ricordate le foibe e l'iniquo trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. Ospite d'onore sarà Stefano Zecchi, nome noto sia televisivo che culturale. Secondo appuntamento, sogni di latta e di cartone, tabelle pubblicitarie italiane 1900-1950, dove ai musei provinciali di Gorizia, a Palazzo Attems in piazza De Amicis, con una mostra di circa 400 esemplari di tabelle pubblicitarie in latta e cartone appartenenti ad una straordinaria collezione privata udinese totalmente inedita, quella di Stefano Placidi, costruita in 35 anni di attività collezionistica. La rassegna, a cura di Piero Del Bello e Raffaella Sgubin, accompagna il visitatore lungo un percorso di 50 anni di storia del Novecento allestito in 12 sale al piano terra del palazzo Attens-Petzenstein e organizzato per settori merceologici. E il terzo appuntamento lo abbiamo già fatto qualche altra volta, ma vale veramente la pena andare a vederlo. Mostra Dal Piave all'Isonzo il fiume della memoria al Museo Santa Chiara in Corso Verdi 18. È un progetto, è nell'ambito del progetto Gorizia 1818, da teatro di guerra a laboratorio di pace, realizzato dal Comune di Gorizia con la collaborazione dell'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia e delle associazioni Estoria e Isonzo, gruppo di ricerca storica. Mostra Dal Piave all'Isonzo il fiume della memoria, Museo Santa Chiara, Corso Verdi 18 a Gorizia. E questo è tutto per oggi e ringraziamo per la collaborazione l'ufficio di promoturismo di Gorizia.